Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste sono le notizie più importanti del pomeriggio. Proseguono le interlocuzioni tra la Regione Siciliana e il Ministero della Salute sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Nel mirino della riunione vi è stata la richiesta di deroga al decreto Balduzzi. La Corte d'Assise di Agrigento ha condannato a 14 anni e mezzo di reclusione il tabaccaio 78enne di Canicattì accusato di aver investito e ucciso il futuro consuocero per impedire le nozze del figlio, escluso che si sia trattato di un omicidio volontario. Il GUP di Milano ha condannato 3 anni e 7 mesi Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, 2 giovani calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale su una studentessa americana di 22 anni. Mattia è il figlio dell'ex centravanti del Livorno ed ex tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli. Incidente stradale a Messina, al viale Boccetta, una donna di 42 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulla corsia in direzione mare, trasportata in codice rosso al Policlinico, le sue condizioni sono molto gravi. E in chiusura il meteo, domani piogge sparse anche a carattere temporalesco e sabbia del deserto sono attese un po' in tutta la Sicilia. Il caldo africano non mollerà comunque la presa, previste punte di 38 gradi, diramata un'allerta arancione per rischio incendi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.